Cioè, oramai non c'ho più niente da perdere, sono capace pure di mettere in macchina e incendiarmi. Luigi Fricelli dorme in macchina da quasi 9 mesi, dalla notte del 31 gennaio, data in cui i residenti della palazzina di Via Galeso 98 e il quartiere Tamburi sono stati sfollati per danni strutturali all'immobile. Sembravano solo delle crepe e invece era altro. Da allora non è riuscito a trovare un posto dove vivere insieme a sua moglie e sua figlia. Dormo in macchina, io e mia moglie, la bambina a casa si arrangia a casa di mio fratello, mia cognata. Beh, è una cosa impossibile, io ho parecchie patologie. C'ho già un tumore che mi hanno tolto, adesso c'ho un altro tumore in corso al fegato e ho infisi polmonari. Con 1.000 euro al mese non ce la Con fate. 1000 euro al mese non ce la faccio a pagare un altro affitto, 300-400 euro al mese non ce la faccio a pagare. Io ho già fatto domande delle case popolari nel 2020, ho fatto domande delle case popolari e ancora niente. Mi hanno messo il 470 alloggio. Adesso con questa situazione non posso anticipare per darmi la casa, non lo so. I servizi sociali del comune sono riusciti a venire incontro agli abitanti della palazzina solo con un contributo abitativo, un sostegno insomma per la rata dell'affitto, ma nessun proprietario di casa da lui contattato ha fiducia in questo metodo di pagamento e lui non riesce a uscire da questa situazione. E non è l'unico. Delle 22 famiglie, 55 persone in tutto, che non possono più rientrare nel loro appartamento, solo una signora ha avuto la possibilità di prendere in affitto una casa con il contributo dei servizi sociali e solo perché i figli hanno fatto da garante con l'affittuario. Gli altri si arrabattano da amici e parenti. Giuseppe Miceli è il segretario provinciale dell'Associazione Inquilini e Abitanti di USB e segue i residenti della palazzina da quel giorno di gennaio e per cercare di risolvere la situazione ha inviato una richiesta di incontro urgente al sindaco di Taranto Rinaldo Melucci. È inammissibile che dopo 8 mesi e mezzo queste persone ancora girovagano per la città. Dopo 8 mesi è chiaro che è sceso lo scoramento, e gente che non so dove, al momento non so dove sia. E dico di più, no? Mi sono anche assunto l'onere di contattare io personalmente alcune agenzie, alcuni immobiliari, ma non c'è verso che queste agenzie mettano a disposizione gli alloggi, pur facendo capire che adesso il Comune da diversi anni eroga direttamente al proprietario. Anche questo non ha sortito effetto presso chi ci siamo rivolti.